Siamo alle porte dell'autunno e poi ovviamente arriverà l'inverno. Ogni anno a fine autunno inizia il periodo delle infezioni da virus respiratorio sinciziale che causa la bronchiolite nei bambini piccolissimi, soprattutto al di sotto dei 7-8 mesi. Questa è un'infezione molto diffusa che in certi casi può richiedere l'ospedalizzazione. Purtroppo per questa malattia, la bronchiolite, non ci sono terapie se non somministrare l'ossigeno ai bambini che hanno una insufficienza respiratoria e per questo ovviamente serve l'ospedalizzazione. Negli anni passati ci sono state delle epidemie di bronchiolite e gli ospedali purtroppo si sono saturati di bambini con la bronchiolite. Oggi abbiamo una novità epocale, una delle più importanti novità nell'ambito della pediatria, cioè abbiamo a disposizione un anticorpo monoclonale che viene somministrato ai bambini al di sotto dell'anno e con una singola iniezione copre tutta la stagione dell'epidemia del virus respiratorio sinciziale. Cosa vuol dire copre? Evita che il virus entri nelle cellule delle vie respiratorie. Quindi devo dire che la Regione Veneto è stata antesignana e lungimirante perché ha attivato già a partire fra pochi giorni questa campagna per la prevenzione del virus respiratorio sinciziale. Questo anticorpo monoclonale, che non è un vaccino, potrà essere somministrato alla nascita ai bambini oppure potrà essere somministrato dai pediatri di famiglia che richiamano i bambini che sono nati prima della stagione. Quindi una veramente importantissima novità epocale, come vi dicevo, nella prevenzione delle infezioni respiratorie, in particolare della bronchiolite.